Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi qui a Focus TG per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e anche oltre i confini della nostra regione, perché in questo momento, parliamo di questi minuti proprio, ci sarà il giuramento del governo creato da Mario Draghi. Di questo parliamo subito, perché sappiamo che sono 4 i ministri veneti che sono stati inseriti nella lista di questo nuovo governo, e quindi è una novità, non tutti se l'aspettavano. È stata anche una novità il fatto che 18 ministri sui 23 nominati da Draghi siano ministri politici, tra virgolette, e che ci siano 5 tecnici all'interno dell'esecutivo, quindi una cosa che ha spiazzato un po' tutti, probabilmente ha spiazzato anche i partiti politici, perché non tutti si aspettavano, c'era molta tensione su questo argomento, questa situazione. Questo lo vediamo fra poco, perché dobbiamo parlare comunque anche di emergenza coronavirus. Sentiremo poi i nostri giornalisti da Padova, Vicenza, dalla provincia, dal Veneto, per capire che cosa sta succedendo oggi, questa mattina, in diretta nelle nostre città. Quindi andiamo a incominciare questo Focus TG e lo facciamo con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono aggiornati a questa mattina alle 8. Allora, in Veneto ci sono 24.929 casi positivi al coronavirus in questo momento. C'è una lievissima crescita rispetto ai numeri di ieri e dell'altro ieri, che erano in calo, si era scesi sotto quota 25.000. C'è un piccolo passo in avanti, è da capire se si tratta solo di una faccenda legata alla statistica, ai dati, oppure se davvero c'è un piccolo ritorno, c'è qualche focolaio. Vediamo che sono 476 i dati e le nuove positività raccolte dai tamponi nelle ultime ore. Anche queste c'è qualche numero in più, poi vedremo di chiarire questa novità. Sono 320.960 le persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, e sono invece 286.542 quelle che si sono negativizzate. 9.489 sono le persone che purtroppo hanno perso la vita in questo drammatico conteggio dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Questa è la prima parte dei dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci fanno capire che forse qualcosa si sta muovendo e potrebbe non essere una buona notizia, ma per capire bene dove stiamo andando bisognerà aspettare i dati di questa sera per vedere di che cosa si è trattato. Torniamo in studio e andiamo a vedere il primo dei nostri servizi, perché è importante fare un po' il riassunto delle puntate precedenti. In questo caso sentiamo che cosa ha detto il presidente Zaia sulla situazione che si è creata, le polemiche che si sono create attorno alla scelta del Veneto di andare alla ricerca di vaccini con propri mezzi, cosa che è assolutamente lecita, legale, trasparente, ma c'è stata qualche polemica politica su questa scelta. Sentiamo la risposta di Zaia. Se non è una roba losca, questa è attività a favore dei veneti. Caccia all'acquisto di vaccini anti-Covid sul mercato estero. Dopo le polemiche scoppiate sul caso Veneto, il presidente della regione risponde mostrando, assieme al direttore generale della sanità Flor, la lettera indirizzata all'AIFA nella quale ha chiesto di poter negoziare l'acquisto e l'importazione di 4 milioni di dosi. In questo momento noi siamo nella fase in cui abbiamo gli elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere. Noi abbiamo subordinato la possibilità di procedere e quindi di chiudere all'autorizzazione che è necessaria per l'importazione, perché questa è una legge dello Stato. Noi tiriamo dritti, prosegue Zaia, perché l'obiettivo è vaccinare i cittadini il prima possibile. E se c'è supporto legale e se c'è solidità nella contrattazione, non vorremmo capire se è possibile o no acquistarli. Se poi il governo o qualche ente nazionale o qualche invidioso che c'è in giro dice di no, lo scrive nero su bianco, e c'è un aspetto morale che io vorrei sottolineare, che è quello di dire che la strada va perseguita
si deve arrivare fino alla fine della trattativa, e se non si comprano perché qualcuno non ce li vuole vendere o perché qualcuno ci vuole impedire di comprarli. Ma questa è una responsabilità che io non mi porto in pancia. Il vero problema, spiega il direttore Flor, è la carenza di vaccini. I vaccini che abbiamo sono troppo pochi. La nostra capacità di vaccinare è 10 volte superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Con gli attuali approvvigionamenti, solo per vaccinare con la doppia dose i 360.000 veneti over 80 si arriva alla fine di aprile, e mentre il Veneto resta giallo per un'altra settimana, c'è una nuova fonte di preoccupazione che si chiama variante inglese. Ci sono varianti inglesi, su 182 tamponi analizzati abbiamo quasi un 20% di varianti inglesi presenti, ma vi porteremo i dati la prossima settimana. Allora, questa era la situazione, durissime polemiche, forti le risposte anche da parte del governo regionale del Veneto, ma andiamo a vedere invece il governo nazionale, perché siamo collegati grazie al canale YouTube con la cerimonia del giuramento. Marta Cartabia, ministra della giustizia. Sentiamo. Stanno giurando i ministri del governo Draghi. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Avete sentito, questo era il parlamentare Lorenzo Guerini del PD, Ministro della Difesa. Il Presidente della Repubblica, il Premier incaricato Mario Draghi, che a questo punto ha sciolto, vista la situazione è ovvio, la riserva, ha formato il governo che è basato su 23... Il dottor Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Molto importante, vediamo il giuramento del Ministro Franco. Veneto è uno dei bellunesi. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dicevamo che il ministro Franco, Veneto, bellunese, è uno dei 5 tecnici scelti da Mario Draghi per il suo governo. Vediamo la chiamata adesso, vediamo il Presidente che controfirma. Sentiamo chi verrà chiamato ora. L'onorevole Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Questo è Giorgetti. Vediamo se gli altri veneti, ovvero Stefani, D'Inca e Brunetta, sono stati già chiamati nella parte in cui non eravamo in onda con la cerimonia, lo ricordiamo, del giuramento dei nuovi ministri. Il senatore Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.
il professor Roberto Cingolani, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Anche il professor Cingolani è un tecnico. Di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Professor Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Enrico Giovannini, lo sentiamo giurare. Di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Giovannini è un altro tecnico scelto dal Premier Draghi per questo nuovo governo che parte oggi. Governo che, lo ricordiamo, dovrà affrontare martedì il voto di fiducia in aula, ma data la composizione immaginiamo che sia positivo. L'onorevole Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Allora, da quanto apprendiamo dai nostri documenti, il giuramento dei vari ministri sta andando nell'ordine con cui sono stati nominati, messi in lista, quindi ne mancano solo 4, nessuno di questi è veneto, sono già passati i ministri veneti, però li vediamo tutti per vedere se alla fine verrà detto qualcosa. Il professor Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione. Patrizio Bianchi, un ministero fondamentale perché l'istruzione è uno dei settori che più... Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dicevamo che il Ministero dell'Istruzione, il settore dell'istruzione è quello che è stato più sulla graticola negli ultimi tempi, le scelte fatte non sempre condivise, le polemiche, i banchi a rotelle, ricordiamo tutto quello che è accaduto. Sarà un compito molto complicato quello affidato a Patrizio Bianchi, tecnico del governo Draghi. La professoressa Maria Cristina Messa, Ministra dell'Università e della Ricerca. Cristina Messa, ultima. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dicevamo, professoressa Cristina Messa, ultima della lista dei tecnici, dei ministri tecnici scelti da Mario Draghi. Adesso dovrebbe arrivare Dario Franceschini per la cultura e Speranza per la salute. L'onorevole Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Si conclude poi con Roberto Speranza la lista dei nuovi ministri. Momento molto importante. L'onorevole Roberto Speranza, Ministro della Salute. Facciamo notare il cambio di penna a ogni firma per tutti i ministri, per quelle che sono le regole del coronavirus. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'esclusivo interesse della Nazione.
Stiamo a vedere ora cosa prevede il cerimoniale di questo passaggio davvero fondamentale in questo periodo storico difficilisslo, che viene visto abbiamo visto con grande favore da parte di tutte le forze politiche. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi 13 febbraio 2021 in Roma nel Palazzo del Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Direi dopo, perché adesso c'è la foto. Ora riteniamo che si vada alle foto di rito, Presidente della Repubblica seguito dal Premier Mario Draghi. Corazzieri in alta uniforme. Allora, torniamo in studio noi con l'occhio sinistro, guardiamo che cosa sta succedendo, se ci faranno vedere l'eventuale foto di rito, perché non risulta che sia già stata fatta. Vi ricordiamo che nel nuovo governo varato da Mario Draghi, incaricato pochi giorni fa di creare appunto questo nuovo esecutivo dal Presidente della Repubblica, c'è il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà Bellunese, confermato, era Ministro prima, lo sarà ancora in questa fase molto delicata della transizione, che dovrebbe portare a una stabilizzazione, per poi l'idea di tutti è quella di andare al voto fra 2 anni a scadenza naturale o giù di lì. Poi Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta di Forza Italia veneziano, Ministro per la disabilità Erika Stefani della Lega Vicentina. Saremo collegati fra poco con Trissino, con il paese di Erika Stefani, dove la nostra Luisa Bertini è andata a intervistare le persone, a sentire il sindaco, a sentire insomma un ritorno di un concittadino importante come ministro. È sempre una bella notizia, dovremo averli fra pochi minuti qui in collegamento con noi. Questi erano i 3 politici, tra virgolette. Il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, tecnico, quindi scelto in totale autonomia, passateci il termine, da Draghi, per la gestione tecnica di quelli che sono i ministeri chiave, quelli più ritenuti più strategici per questo periodo. Allora, vediamo che da Roma non arrivano altre immagini importanti, poi magari se ci sarà qualcosa in più ve lo facciamo vedere in diretta. Allora, abbiamo visto la cerimonia del giuramento dei nuovi ministri, 23, 5 tecnici, 18 politici, 4 veneti. Questi sono i dati di questo nuovo governo che martedì andrà in aula a prendere la fiducia. In teoria dovrebbe essere, visto i grandi numeri di cui è dotato questo nuovo governo. Vediamo se ci torniamo sopra fra poco, se torniamo su questa notizia fra poco. Noi invece continuiamo a parlare di vaccini. Avete sentito prima il Presidente Luca Zaia, le forti polemiche anche a livello nazionale sulla scelta del Veneto di muoversi in autonomia per andare alla ricerca di dosi vaccinali. La risposta di Zaia, sentiamo anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco che cosa ha detto su questo argomento. Sulle polemiche riguardanti la ricerca da parte del Veneto di approvvigionamenti di dosi vaccinali al di fuori delle dinamiche organizzate dallo Stato italiano, arriva la dura presa di posizione della Lega. Le polemiche di questi giorni da parte del Partito Democratico del Veneto e di una parte del sindacato sono delle polemiche inutili e strumentali. Quello che sta facendo la Regione del Veneto è ovviamente un lavoro per mettere in sicurezza la propria popolazione. Ci sono delle trattative in corso per l'acquisto dei vaccini e purtroppo noi oggi dobbiamo supplire ad una mancanza ed un'assenza totale da parte dello Stato e anche dell'Unione Europea. Niente scatti in avanti, quindi. Penso che l'operazione che sta facendo il Veneto assieme alla Lombardia, al Friuli e all'Emilia Romagna non sia un'operazione per fare degli scatti in avanti, un'operazione di arroganza, ma un'operazione per mettere in sicurezza prima di tutto un quarto del paese e soprattutto garantire la ripresa. La volontà di reperire dosi vaccinali con mezzi propri in modo del tutto lecito diventa perciò un mezzo per garantire la ripartenza del Veneto e il ritorno alla normalità.
Rilancio al mittente le accuse da parte del Partito Democratico e penso che l'operazione che sta facendo il Presidente Zaia sia un'operazione che va nella giusta direzione. Nel frattempo è arrivata una nota del Presidente Zaia che dice: buon lavoro al governo Draghi. Auguro buon lavoro al professor Draghi e al suo governo, che nasce, dice Luca Zaia, in un momento di grandi difficoltà, nella speranza che si possa recuperare il tanto tempo perduto e che sia finita l'agonia alla quale abbiamo assistito nell'ultimo periodo. Parole di Zaia: come uso dire spesso, bisogna lavorare pancia a terra verso l'obiettivo. Questa è una frase che il Presidente ripete spesso anche durante le dirette che vi facciamo vedere ogni giorno qui in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Il Veneto, prosegue il governatore, porta le istanze poste dalla crisi causata dal Covid, dalla quale bisogna uscire velocemente, ripartendo con l'impresa, l'economia, l'occupazione. È necessario realizzare un recovery fund che abbia realmente effetti sull'economia e sugli investimenti. Per noi, conclude Zaia, l'autonomia è la madre di tutte le battaglie, per cui, finita l'emergenza Covid, il dossier è sul tavolo del governo, pronto per la ripartenza. Ne avevamo parlato anche con Nicola Finco, ma insomma il tema dell'autonomia, ci fanno sapere dalla Regione, non è mai stato accantonato, non è mai stato abbandonato. Ovviamente in questo momento così delicato, così complicato, è stato messo temporaneamente nel cassetto, ma vediamo che è già pronto per tornare sul tavolo del governo. Tra l'altro un governo rappresentato anche dalla Lega. Ricordiamo che il ministro Stefani nella sua precedente esperienza di governo era appunto ministro per l'autonomia, e quindi è plausibile pensare che si tornerà a parlare di autonomia. Noi vi ricordiamo, se abbiamo sempre il contatore che vedete qui sul vostro televisore nella parte alta, che ci dice che sono passati 1200 giorni da quel referendum, niente è cambiato. Si spera che adesso, passata questa emergenza che dovrebbe prima o poi finire grazie ai vaccini, grazie all'attenzione che portiamo tutti i giorni, si possa finalmente tornare a parlare di autonomia del Veneto. Allora, andiamo avanti con i materiali di cui disponiamo e parliamo ancora una volta di vaccini, ma parliamo del conto alla rovescia per gli over 80 che è partito nell'Alta Padovana, perché siamo a Loreggia. Ormai è tutto pronto, martedì apriamo finalmente, dico, perché è una iniziativa che attendiamo da parecchio tempo. Questo piano di vaccinazione finalmente parte. Speriamo arrivino anche i vaccini in maniera continuativa per finire quanto prima. I lavori vanno avanti senza sosta e sono quasi al traguardo. Il Palasport di Via dello Sport, centro vaccinale dell'ULSS 6 per il territorio del Campo San Pierese, è pronto. Ampio parcheggio, montati 5 box dove si eseguiranno le vaccinazioni, il riscaldamento è già in funzione. L'attesa, soprattutto da parte degli ottantenni che per primi varcheranno l'ingresso, è alta. Tantissima attesa, guardi, anche stamattina alcuni anziani sono venuti a vedere il posto dove venirsi a vaccinare per paura di non trovarlo subito e essere pronti quel giorno in cui sono già stati invitati, sanno già dove e come arrivare a questo locale. Per gli anziani che non possono recarsi con mezzi propri o non hanno una rete parentale, noi a Loreggia faremo un servizio anche di trasporto con il pulmino in dotazione del comune, e so che anche altri colleghi sindaci del territorio si stanno attrezzando in tal senso. Massima la collaborazione tra sindaci in questo territorio solidale su obiettivi concreti. Il punto sarà aperto per ora martedì e giovedì dalle 9 alle 17:30. L'obiettivo è essere aperti tutti i giorni. Le sedi sono ancora accatestate, ma entro martedì saranno posizionate in maniera distanziata proprio nella parte centrale del palazzetto, che diventerà la sala d'attesa dopo il vaccino. Secondo i calcoli dell'ULSS, qui si potranno vaccinare fino a 500 persone al giorno. Torniamo in studio, ma solo per andare velocemente a Padova. Siamo in centro storico a Padova. Vediamo Valentina Visentin in un corso particolarmente frequentato oggi e Valentina con un ospite. Valentina, ci senti? Sì, vi sento. Siamo
all'angolo di Canton del Gallo. Questo è un punto cruciale perché da oggi pomeriggio qui inizieranno anche i controlli, perché dalle 2 del pomeriggio, come ben sapete, entrerà in vigore l'ordinanza che prevede il senso unico di marcia per i pedoni che da Prato della Valle possono arrivare solo in questa direzione, quindi verso Palazzo Moroni. Poi per tornare indietro dovranno utilizzare le strade secondarie. Ci saranno controlli imponenti in tutta la città, 50 uomini schierati sia qui che poi nelle piazze e verso il Duomo. Con me c'è l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina che sta già monitorando la situazione. Visto che è qui con me, ne approfitto per far parlare lui, per dirvi come sta andando la situazione rispetto a sabato scorso, dove ci sono viste imponenti folle di padovani a passeggio. Sì, buongiorno a tutti intanto. No, la situazione per il momento è direi piacevole, è un bel sabato di sole, c'è confusione, c'è movimento, ma è importante anche quello perché ovviamente noi abbiamo adottato questo provvedimento che guarda principalmente alla tutela della salute, ma guarda anche alla volontà, alla possibilità, alla voglia di tutti i nostri concittadini di prendere un po' d'aria, di uscire, di fare qualche spesa. Contempliamo anche le esigenze di tutti i commercianti che ovviamente hanno la necessità di ripartire, di riprendere a lavorare, e quindi direi che fino adesso è piacevole. Adesso vedremo oggi pomeriggio dalle 14, vedete che qui ci sono anche le transenne che sono pronte per essere installate, c'è il cartello con la direzione consigliata. Quello che c'è scritto lì, direzione consigliata, è un po' il riassunto di quello che è il nostro pensiero. Non vogliamo obbligare nessuno, vogliamo la collaborazione, quindi consigliamo di prendere una determinata direzione. Io credo che qualsiasi tipo di provvedimento più restrittivo, più lassista, qualsiasi cosa, se non c'è la collaborazione del cittadino non ha alcun tipo di effetto. Quindi noi veramente chiediamo la collaborazione. Se c'è, quando dovremo tornare indietro, prendiamo le riviere, andiamo verso le piazze, attraversiamo il ghetto, sono anche dei posti anche molto belli, per cui magari conosciamo anche dei posti che normalmente non frequentiamo. Questa qui la lasciamo per tutte le persone che entrano a Padova con direzione Prato della Valle verso il nostro Palazzo Moroni. Io ribadisco, confido moltissimo nella collaborazione dei cittadini e io auspico anche che il prossimo sabato magari non ci sarà neanche più bisogno di questa cosa, perché abbiamo tutti imparato quello che dobbiamo fare. Grazie allora all'assessore Diego Bonavina. Questa disposizione del senso unico è stata anche ben vista e accettata dai commercianti, anche perché così possono essere viste, come ha detto anche l'assessore, altre zone di Padova, magari strade più secondarie che vengono meno affollate dai padovani. E dunque qui inizieranno i controlli oggi pomeriggio, ma ci saranno controlli anche in piazza Duomo, dove tra le altre cose dalle 4 del pomeriggio sarà allestito il punto tamponi, il tampon spritz come lo ha chiamato il governatore Luca Zaia, un punto tamponi per i giovani under 25. Si potrà fare lo screening anti-Covid gratuito prima dello spritz, e questo fa parte dello studio condotto dal professor Baldo dell'Università di Padova e voluto anche dalla dottoressa Francesca Russo, proprio per studiare la diffusione del virus anche tra i giovanissimi. Dunque oggi è una giornata, veramente un banco di prova per Padova in questo sabato assolato certo, ma anche molto molto freddo. Valentina, allora intanto quello che succederà oggi a Padova lo vediamo poi stasera e anche domani al Focus TG, perché naturalmente la movida prosegue anche oltre una certa ora, il movimento è anche con tutti i limiti del caso, quindi li vediamo stasera e domani. Interessantissimi questi spunti, anche perché si comincia a parlare finalmente di buonsenso, di collaborazione, perché non potremo sempre vivere con imposizioni, bisognerà prima o poi che tutti imparino a comportarsi in modo tale che questa emergenza coronavirus possa finalmente sparire o diminuire fino a un livello in cui possa essere gestibile. Vi ringraziamo per questo interessantissimo collegamento. Il senso unico è una novità davvero molto, molto importante. Ci sono notizie di cronaca prima di andare in pausa?
Sì, c'è una notizia di cronaca velocissima, riguarda una farmacia del quartiere Santa Rita, via Facciolati. Purtroppo questo quartiere è stato preso di mira, si tratta della seconda rapina in farmacia in poco tempo, sempre in quella zona. Ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione e si è fatto consegnare l'incasso, poi è scappato in bicicletta. Sta indagando la squadra mobile. Solo 20 giorni fa, sempre a Santa Rita, in una farmacia proprio vicina, c'era stata un'altra irruzione da parte di un bandito. Quella volta invece era armato di siringa, però insomma è un fenomeno che fa un po' preoccupare, perché le farmacie sono state prese di mira dai malintenzionati. Allora, tutto questo lo vediamo nei telegiornali delle nostre emittenti. Valentina, Francesco Ratai, grazie per questo interessante collegamento. Buon lavoro, torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi perché torniamo fra pochissimo collegati col paese di Erika Stefani. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto e non solo, perché abbiamo visto nella prima parte della nostra trasmissione la cerimonia del giuramento, almeno metà della cerimonia del giuramento dei ministri del nuovo governo varato da Mario Draghi. Tra i ministri di questo governo c'è Erika Stefani, vicentina di Trissino, e noi andiamo al volo proprio a Trissino, dove Luisa Bertini è con il sindaco Davide Faccio. Buongiorno. Sì, buongiorno a te. Siamo a Trissino, che è un comune di poco più di 8.000 abitanti della provincia vicentina, e diciamo che oggi festeggia questa ministra Erika Stefani, che in realtà non è nuova all'incarico di ministro, perché già nel primo governo Conte aveva ricoperto il ruolo di ministro per gli affari regionali, e quindi è una sorta di riconferma, anche se si dovrà occupare del tema delle disabilità. Oggi abbiamo sondato un po' gli animi qui a Trissino, ovviamente la conoscono tutti sono molto entusiasti e hanno messo in rilievo anche come il suo trascorso da avvocato e da donna metta in risalto la competenza e la sensibilità relativa a certi temi. Ma io adesso sono qui con il sindaco di Trissino, Davide Faccio, che in realtà milita con lei, quindi il percorso politico che ricordo che Erika Stefani è stata qua anche vice sindaco e assessore qui a Trissino, le accomuna questo passato politico. Sì, Erika innanzitutto, oltre ad essere una collega, anche chiaramente un'amica. Abbiamo iniziato nel 2009 un percorso in cui ero assessore ai lavori pubblici, lei vice sindaco e assessore urbanistica, e insomma fino ad oggi sempre una grande collaborazione con lei. Oggi però mettiamo in rilievo una carica. Lei avrebbe preferito che Erika Stefani rappresentasse le istanze del Veneto in altra maniera, in che modo? Ma guardi, io sono convinto che Erika Stefani, al di là della delega, saprà rappresentare le istanze del Veneto, perché so quanto ci tiene il Veneto e so quanto è capace anche di lavorare. Non a caso, insomma, appena vi è stata la possibilità, ma l'hanno riportata qui come lusso nel nostro territorio di Trissino. Sono tra i primi a sapere la notizia, chiaramente mi ha chiamata, era chiaramente felice per l'incarico, per la fiducia, perché insomma diventare ministro non è semplice, farlo per 2 volte credo sia ancora più difficile, quindi avere una riconferma significa anche che è stata riconfermata anche un lavoro fatto nel precedente mandato, quindi felici per lei. Chiaramente anche lei era un po' dispiaciuta, insomma, perché si era voluta e si è impegnata per il suo paese, perché comunque nonostante le cariche, nonostante la carriera, ha sempre detto che il suo comune è il comune di Trissino, a cui è legata, a cui vuole bene, a cui vuole impegnarsi. Mi ha detto: Davide, mi hanno chiamato a questa nuova avventura, chiaramente lei ha risposto presente, come è giusto che sia. Mi ha detto: ma gli occhi e il cuore è sempre per Trissino, e sono convinta che appena sarà possibile io tornerò ad amministrare, a fare l'amministratrice nel nostro paese, quindi questo mi ha sicuramente riempito di orgoglio, perché insomma avere un ministro e sapere che è trissinese sicuramente potrà essere una marcia più. Comunque lei è sempre a disposizione, ripeto, è un'amica, ci sentiamo tutti i giorni, è come le avessi in giunta praticamente. Mi ha detto: guarda, il mio lavoro da esterno sicuramente lo continuerò a fare, darò una mano a Trissino, non solo, a tutto il Veneto e tutta la provincia di Vicenza. Quindi questo è stato un po' il suo input. Chiaramente da sindaco
sono felice, chiaramente mi dispiace perché perdo chiaramente un pezzo da 90, ma ci stiamo lavorando e sicuramente verrà ampiamente rimpiazzata, però ripeto, sono tranquillo perché lei me l'ha detto, guarda, sono talmente legato a Trissino che appena vi sarà la possibilità di amministratore a Trissino lo faccio molto che volentieri. Ecco, che cosa chiederete di fare come prime istanze proprio del territorio del Veneto? Ma secondo me come prima istanza del territorio del Veneto credo che tutti i sindaci, tutti gli amministratori, la prima cosa che ci viene in mente è l'autonomia del Veneto, insomma, che tanti veneti hanno votato e che ancora noi stiamo qui ad aspettare. Credo che questa pandemia ci abbia dimostrato, insomma, che il Veneto sa gestire grandi situazioni anche di grande difficoltà, lo ha dimostrato il nostro presidente Luca Zaia, quindi credo che l'istanza principale di noi amministratori veneti, indipendentemente dal colore politico, sia un'attenzione a questo grande tema delle autonomie che credo non debba essere visto come un ostacolo, anzi come un'opportunità per tutta l'Italia. Ferdinando, se non hai altre domande io lascerei andare il sindaco. Lasciamo andare il sindaco, tra l'altro contendersi un pezzo da 90 come Erika Stefani, niente poco di meno che con Mario Draghi, immaginiamo sia un'emozione anche amministrativa, diciamo, abbastanza forte per il sindaco Faccio, che ringraziamo per questo collegamento, diciamo anche per queste belle parole. Diciamo che di solito non mi piace perdere, però se proprio devo perdere con queste persone accetto la sconfitta. Ci fa piacere vedere anche questo atteggiamento positivo. Ringraziamo il sindaco. Luisa, noi vi ringraziamo di questo interessantissimo collegamento. Poi naturalmente tutte le interviste e gli approfondimenti nella TG Vicenza di questa sera. Grazie. Grazie a voi. Torniamo in studio, avete sentito ovviamente anche il sindaco Faccio tradiva l'emozione di aver saputo praticamente fra i primi la conferma, il ritorno di Erika Stefani nella squadra del governo, squadra di governo varata da Mario Draghi. Purtroppo non abbiamo visto la cerimonia del giuramento da parte di Erika Stefani, come non abbiamo visto gli altri veneti politici, quindi Brunetta e D'Inca. Abbiamo visto la firma del ministro Franco, tecnico nominato da Draghi, però è normale che in un paese come Trissino, dove tutti si conoscono, avere nuovamente un ministro sia una forte emozione per tutti quanti, primo fra tutti il sindaco. Poi ripeto, stasera nel TG di Vicenza tutte le interviste, anche un po' la voce della gente, il polso dei cittadini su questa novità che forse non tutti si aspettavano, forse è arrivata davvero come una sorpresa. Prima di andare nell'ultima parte della nostra informazione, dalla quale sentiremo collegamento con Vicenza per le ultime novità di cronaca anche da Bassano del Grappa, novità che riguardano anche le celebrazioni del Santo in programma domani a Padova. Facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo stati prima a Padova a vedere questo senso unico, naturalmente non imposto ma consigliato dall'amministrazione comunale nella zona delle piazze, nel salotto buono cittadino, per evitare assembramenti. Abbiamo visto che effettivamente Padova già dal mattino è presa d'assalto da visitatori, turisti, persone che vanno a fare la spesa. Padova è una città, sappiamo, viva e molto vivace, soprattutto la parte delle piazze, il cosiddetto il Salon, il Palazzo della Ragione. In quella zona il rischio di creare assembramenti è davvero importante. Adesso con la zona gialla, con le possibilità di muoversi, è davvero importante. Il Comune ha deciso di creare un senso unico consigliato in modo tale che non ci siano poi troppe persone nella stessa zona nello stesso momento. Vedremo come andrà questo pomeriggio, quando poi verso l'ora pomeridiana dell'aperitivo, ovviamente con tutte le limitazioni del caso in questo momento, si potrebbe creare un po' di confusione. Vedremo come andrà a finire. Da Trissino invece abbiamo visto il sindaco Davide Faccio con Luisa Bertini, sindaco che ha avuto la notizia fra i primi della nomina di Erika Stefani, trissinese, come
Ministro ha tradito una certa emozione nel confermarci come era andata. Insomma, ne parliamo poi nei telegiornali di questa sera, però parliamo anche di cronaca, perché si è conclusa da pochi istanti una conferenza stampa nel comando dei Carabinieri di Bassano del Grappa, una conferenza stampa che ci dicono sia stata anche importante, quindi vediamo questo contributo che ci ha inviato la collega Angelica Montagna col comandante di compagnia Filippo Alessandro. Appena conclusa qui in caserma in via Emiliani a Bassano del Grappa, sede della compagnia dei Carabinieri di Bassano, la conferenza stampa che ha portato all'arresto di 10 persone. Lo ricordate, il 24 settembre dello scorso anno la GMP, questa ditta orafa di Cassola, un comando entrò con tanto di armi puntate, le pistole ai pochi dipendenti che erano lì, le fascette legate attorno ai polsi, e poi vedremo che proprio anche queste fascette, grazie al RIS di Parma, hanno avuto insomma un'importanza strategica per quelle che sono state tutte le attività investigative. Ebbene, la caserma dei Carabinieri e questi 40 carabinieri capitanati dal maggiore Filippo Alessandro, comandante, buongiorno, maggiore, insomma un'attività veramente importante. Sono stati in realtà 80 in tutto il territorio nazionale, poi in realtà gli uomini dell'arma impegnati. Ecco, vogliamo dire un po' questi 10 arresti importanti e questa operazione di successo brillante. Sì, è stata un'operazione che praticamente è andata avanti per 4 mesi, una rapina commessa il 24 settembre. Oggi abbiamo chiuso un'indagine che è stata veramente pesante, molto difficile, complessa, articolata, con intercettazioni telefoniche, un pool che si è costituito tra noi e la Procura della Repubblica di Vicenza, con il PM titolare delle indagini, la dottoressa Cristina Caronchio. È stato veramente un lungo percorso che però ci ha portato a identificare tutti i responsabili di questa rapina efferata, direi, costituente appunto in 10 persone. Ecco, sappiamo che purtroppo insomma alcuni sono anche bassanesi, tanto più che all'interno proprio dell'azienda stessa è stato arrestato un basista. Non si vorrebbe mai, ma in realtà c'è anche questo da dire. Sì, purtroppo c'è stato anche questo. Un dipendente della GMP di Cassola appunto ha favorito con informazioni preziose i rapinatori, che hanno così colpito nel momento giusto, quindi un momento di minore presenza di dipendenti, e soprattutto aiutandoli lasciando una porta aperta. Ecco, quali sono stati gli elementi che hanno portato in realtà poi a ramificare personaggio dopo personaggio con una rete veramente di pregiudicati, con un pedigree, è stato detto in sede di conferenza stampa, di un certo tipo, perché insomma veramente gente che faceva già parte di commandi, alcuni già in carcere tra l'altro. Sì, vero, è stata un'attività che da subito è partita, come dicevo, con il massimo impulso, il massimo impegno. Nel giro di pochi giorni, grazie a una grossa attività tecnica, i rilievi fotoplanimetrici, le indagini vecchio stile, ma soprattutto un plauso ai cittadini che hanno fornito degli elementi preziosi per condurre queste indagini, siamo arrivati in breve tempo a identificarli. Poi ecco, i primi arresti ad ottobre. E poi insomma siamo arrivati ad oggi, dove la dottoressa Trenti, il GIP di Vicenza, ha concesso queste 10 ordinanze, di cui 7 in carcere, 2 con l'obbligo della firma alla polizia giudiziaria e un'altra persona sottoposta agli arresti domiciliari. Bene, io direi che con questo per il momento da via Emiliani è tutto. Restituisco la linea, ma naturalmente tutti i dettagli nel nostro telegiornale delle ore serali. Questo era un contributo molto importante che ci è arrivato dal comando dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Poi questa sera vediamo tutti gli approfondimenti del caso, una notizia di cronaca di rilevanza davvero regionale. Questa era la cronaca da Bassano. Adesso andiamo a un altro tipo di cronaca, perché domani c'è la cosiddetta
festa della lingua al Santo a Padova. Noi saremo presenti come sempre con le nostre telecamere, sia per la messa delle 11 che poi per la premiazione del premio Bontà, quindi tutta una serie di iniziative molto importanti che si svolgono tutte al Santo. Però c'è un'altra notizia che riguarda il Santo, perché vi ricorderete il 13 giugno dell'anno scorso tutta la diretta che la nostra emittente ha organizzato per la festa di Sant'Antonio, che non poteva svolgersi in presenza, non potevano arrivare i soliti migliaia, centinaia di migliaia di fedeli a Padova, e abbiamo fatto un po' un sunto di quello che è successo in questa nuova collaborazione che abbiamo proprio con il Santo. La benedizione di Padre Oliviero Svanera e di Sant'Antonio, che emozione! La statua con le reliquie di Sant'Antonio sorvola Padova e la sua basilica. Attimi di vita e di fede che Rete Veneta, attraverso una maratona ininterrotta di 17 ore, ha portato nelle case di centinaia di migliaia di telespettatori in un 13 giugno 2020 che nessuno potrà dimenticare. Alla vigilia di una grande festa antoniana, la festa della traslazione delle reliquie del Santo, con il ritrovamento 758 anni fa della lingua incorrotta di Antonio, il frate francescano continua a essere vicino alla sua gente e lo fa anche attraverso il piccolo schermo, grazie alla Santa Messa trasmessa ogni giorno alle 18 da Rete Veneta, la domenica con doppio appuntamento, il primo alle 11 del mattino. Se nella Basilica di Padova, una tra le più amate e conosciute al mondo, il calo fisico dei pellegrini è stato sensibile a causa del coronavirus, non lo è stata la devozione a Sant'Antonio, vicino alla sua gente anche nell'anno terribile della pandemia. Dei frati, custodi delle sue reliquie e della sua memoria, che cercavano il modo per continuare a portare Sant'Antonio consolatore alla gente, la nostra emittente è diventata uno strumento con un impegno quotidiano di uomini e donne, tecnici e giornalisti, culminato sabato 13 giugno, 8 mesi fa. L'elicottero e il personale del Comando Operativo Forze Nord dell'Esercito Italiano hanno portato Sant'Antonio a sorvolare i luoghi simbolo della pandemia. Le telecamere di Rete Veneta lo hanno accompagnato nelle vostre case insieme alle grandi emozioni vissute da ognuno di noi, testimoni della fede dei pellegrini, delle loro storie di vita, racchiuse nel giglio portato in dono o nel cero acceso. Una devozione che ha cambiato forma grazie alla creatività dei frati del Santo. Sulla pagina Facebook sono state raggiunte più di 6 milioni di persone, 1.200.000 solo il 13 giugno. Il sito ufficiale della Basilica ha avuto quasi 1 milione di utenti. Quasi 1 milione di telespettatori che dall'inizio del primo lockdown hanno seguito la Santa Messa e il Rosario quando trasmesso su Rete Veneta. Domenica 14 febbraio, durante le messe trasmesse alle 11, cui seguirà la consegna del premio Bontà Sant'Antonio, e alle 18, faremo ancora una volta, insieme a tutti voi che continuate a seguirci, memoria di uno straordinario miracolo di Antonio. La sua lingua venne ritrovata incorrotta 32 anni dopo la sua morte da Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dei frati francescani, durante la ricognizione dei resti del santo. La lingua di Antonio, miracolo vivente, è tuttora visibile nel reliquiario della Cappella del Tesoro. Sant'Antonio continuò a parlare e lo fa attraverso i suoi frati e gli strumenti da loro individuati. L'appuntamento è a domani per le celebrazioni, il premio Bontà Sant'Antonio, tutto quello che riguarda questa importante iniziativa. Un'altra iniziativa di cui vogliamo parlarvi è invece C'era una volta, ovvero la possibilità di cercare nei vostri cassetti, nei cassetti delle case del Veneto, negli archivi, nei libri, le fotografie, le cartoline, le immagini di questa nostra regione, delle nostre famiglie, di come eravamo una volta, per capire da dove veniamo e dove stiamo andando, per capire cosa c'è di differente magari in una piazza, in un paese, nel volto delle persone rispetto a quelli che siamo oggi, come erano i nostri nonni, i nostri bisnonni. Ci arriva tantissimo materiale che noi poi mandiamo in onda non quotidianamente, ma con una sorta di rubrica più volte alla settimana. Potete inviare materiale a c'era una volta @medianordest.it, oppure potete chiamare in redazione, mandarci una mail, chiedere informazioni
abitazioni. Tutto il materiale naturalmente viene restituito, il materiale via mail lo usiamo per cercare di capire com'era una volta il Veneto e che cosa c'era appunto una volta nelle nostre case, nelle nostre piazze, nelle nostre città. Torniamo in studio, andiamo a vedere un po' la cronaca, perché c'è stato un furto in una delle proprietà della famiglia del consigliere regionale Gio Formaggio, che non le manda certo a dire ai ladri. Sentite cosa ci ha detto. E gli auguro di morire. Non le manda a dire Gio Formaggio, pensieri e parole che scrive anche nel post che pubblica su un social. Lui, l'ex sindaco sceriffo di Albettone decollato in Consiglio regionale Veneto, non la prende bene. Ladri in quello che era stato il suo appartamento, dove oggi vive la nipote. Mia nipote ha 25 anni con suo marito, e alle 8 di sera, se c'era un bambino, se lei era in casa perché il marito era andato via in macchina e non si erano accorti, cosa succedeva? I ladri sono entrati in azione alle 8 di sera e dopo aver messo a soqquadro la casa sono fuggiti con 3 orologi, alcuni gioielli e una bicicletta. Un colpo messo a segno proprio sopra il ristorante di Gio Formaggio, che quando era sindaco sceriffo di Albettone mise un cartello al confine del paese con un messaggio a tutti i ladri. In questo comune non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. E io continuo a rimanere armato a casa, perché a casa mia non voglio che i miei figli e mia moglie rischino niente. Insomma, Gio è sempre Gio, coerente col suo pensiero, che non ha mai nascosto. Se prendono questi qua non vanno in galera, invece se li prendono devono farsi 3 mesi ma fatti bene, a pane e acqua e magari qualche calcio in culo, perché se li meritano tutti. Certo, anche Gio Formaggio, al di là delle provocazioni, sa bene che non si può risolvere tutto con una schioppettata, anche perché si rischia di passare dalla parte del torto. Qua, se dovessi sparare in casa, viene fuori una guerra. Ci ricordiamo tutti Stacchio, ci ricordiamo tutti gli altri che passano dei guai, passano processi, perché qua in Italia purtroppo si processa chi si difende e non chi attacca. Cioè, siamo il paese dei balocchi, siamo il paese dei balocchi per i ladri. E allora, proprio ai ladri, se sono in ascolto, Gio Formaggio lancia un messaggio con una dedica particolare. E siete stati fortunati ad andare da mia nipote, perché se andavate in una casa più in là dove c'era mio fratello, che è armato anche lui, o una casa più in qua ancora dove ci sono io, magari non finiva così. Questa è la presa di posizione piuttosto dura da parte di Gio Formaggio. Adesso andiamo a vedere invece delle immagini eccezionali che ci arrivano dall'altopiano dei 7 comuni, dove un branco di lupi, anche piuttosto grossi secondo alcuni esperti che ci hanno detto che si tratta di esemplari adulti di un certo peso, sono stati visti in una zona sempre molto frequentata sia d'inverno che d'estate, anche relativamente vicino alle abitazioni. Si moltiplicano in questo periodo gli avvistamenti di lupi nell'altopiano dei 7 comuni. L'ultimo, in ordine di tempo, arriva dalla Val Lastaro, nel territorio comunale di Conco, dove il conducente di un mezzo in transito in zona si è trovato di fronte a un branco che risaliva sul pendio innevato, a pochi metri dalla strada. Si tratta di un'area sempre molto frequentata sia d'inverno che d'estate, a poche decine di metri dal complesso delle Laite e dai centri abitati. Un altro documento eccezionale che testimonia la presenza di branchi di lupi nell'altopiano dei 7 comuni. Un video che dopo la pubblicazione sui social di Rete Veneta, YouTube, Facebook, sta facendo il giro del web comprensibilmente, perché si tratta di immagini, nonostante siamo ormai abituati a vedere foto e video di animali selvatici, ma così da vicino in una zona così frequentata, insomma, non capita tutti i giorni. Adesso, come avevamo detto all'inizio della nostra trasmissione, andiamo a vedere la seconda parte di quelli che sono i dati sull'emergenza coronavirus in Veneto. Abbiamo visto che c'è una piccola variazione verso l'alto nella curva, perché c'è stata una flessione, qualche positivo in più rispetto al trend degli ultimi giorni. È da capire se si tratti di una semplice coincidenza magari dovuta al caricamento di dati, oppure se effettivamente si sia mosso qualcosa di non del tutto positivo nell'emergenza coronavirus. Però vediamo che la situazione degli ospedali
insomma è abbastanza buona, perché ci sono 1443 persone ricoverate in area non critica, di cui 501 negativizzate e 942 ancora positive. Nelle terapie intensive del Veneto ci sono 149 persone ricoverate, di cui 38 negativizzate, 111 ancora positive. La differenza con il giorno prima è di 24 ricoverati in meno in area non critica e 8 ricoverati in meno in terapia intensiva. Quindi la curva per quanto riguarda la sanità del Veneto è ancora in calo. Purtroppo sono da segnalare decessi, in questo caso solo uno. Sarebbe bello finalmente vedere lo zero in quella tabella. Tutto questo lo vedremo poi questa sera nei TG di Bassano e di Vicenza di Rete Veneta. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.